Cari amici, un po' così e un po' cosà, che non si saprà mai che cos'è, così cos'ha cos'è. Questo povero press di un piccolo paese, di una piccola realtà calcistica, siamo nel microcosmo della realtà pallonara e quindi come dire che a livello organico generale esiste questa realtà e una più piccina che è quella degli atomi, delle molecole, dei neutrini, neutroni, quindi è una realtà infinitesimale, ma non possiamo dimenticarci che questa realtà infinitesimale è all'interno della macchina umana, quindi parliamo pure di microcalcio in rapporto al macrocalcio, quello della Serie A dei grandi stadi, ma la differenza c'è, è sostanziale, una è micro e l'altra è macro, ma sono entrambi molto importanti. Io devo dire, dopo 2 anni, 3 anni, non ricordo da quanto tempo io faccia questo famoso silenzio del press, che poi non è silenzioso ma è anche fastidioso, non lo so, mi auguro di no, sono stanco di parlare di calcio, sempre questo benedetto calcio. Vorrei parlare dell'educazione dei bimbi, vorrei parlare delle belle giornate di sole, vorrei parlare della democrazia, vorrei parlare di tante cose, ma come posso farlo? Relegato in questa piccola stanza, sempre di questa piccola realtà. Forse è meglio che io rimanga legato al calcio. Ed ecco perché ogni tanto mi servo, tra virgolette, di personaggi importanti per declinare in maniera più precisa taluni aspetti del calcio. Oggi ho il piacere e l'onore di avere con noi Suor Maria dello Spirito Infuocato, questa bellissima realtà mediterranea che ci svelerà qualcosa, ci aprirà dei file importanti sul mondo del calcio. Veniamo da una approfondita discussione insieme e abbiamo discusso del fallo nel gioco del calcio. Vorremmo avere una sua opinione. Allora, io ci ho studiato tanto, e ho scoperto che il fallo è quella cosa che tu non vuoi fare, però ti va di farla, allora la fai, e siccome non la puoi fare, tutti ti dicono fallo! E allora qui io dico a questi poveri giocatori che ci vanno in psicanalisi perché diventano che proprio che ti vanno in gorto i neon. I neon, i neon, sì, Sì, i neon. neuroni, come le dite? È uguale, sta cosa. E allora, qui, che poi lei lo sa, no? Che da qua arrivare alla fallocrazia è un attimo, che poi io mi dico, ma che è sta fallocrazia? E che cos'è questa crazia? Questa crazia è proprio, ci sono arrivata a questa conclusione che è proprio la malattia di questi giocatori che ci fanno il fallo. E poi alla fine che possiamo dire che non c'è partita se non c'è fallo, perché la palla scorre, cioè l'unico modo per interrompere lo scorrimento della palla è il fallo e quindi è l'unico modo per fare una partita. Ma non oso immaginare quanti anni lei ha studiato per avere questa concretezza, sorella. Tanti anni, per vedere 12 partite al giorno. 12? Sì, ogni tanto mangiavo, però... Ma questo quando stavo nel convento di clausura? Sempre lì c'era uno studioso proprio specifico che ci faceva vedere queste cose. Poi c'era Ma non riesco a capire che senso ha il fallo e il calcio in un convento. Che noi non ci abbiamo niente da fare. E quindi siccome è una cosa che fanno tutte, no? Ma perché noi no? Noi Giusto, che ci giusto. preghiamo sempre, no? Allora, come Hob, ci facciamo... Come Obbo? Hob. Che è Obbo? Hob, quando tu ci vuoi fare una cosa che ti piace, Ah. allora fai l'Hob. Ho capito. Sorella Maria, noi la ringraziamo infinitamente. Lei come sempre è stata esaustiva, comprende questo termine? Sì, è esaustivo. E poi c'è pure quella parte invernale, no? Carissimi amici, non ci resta che parlare della partita di domani, perché oggi come sempre è sabato, c'è sorella Maria, incredibile. Alba Longa Monterosi, non abbiamo mai vinto ad Albano, laziale, splendida cittadina
appollaiata sulle pendici dei castelli romani, se non vado errato, sì, non siamo a Milano, siamo vicino Roma, e squadra bellissima, fortissima, con dei giocatori favolosi, alla quale squadra auguriamo tutte le migliori fortune, ma devo per forza di cosa augurarle anche a Monterosi. Vedo uno che ancora sta ridendo oltre la telecamera o sta piangendo, non saprei cosa fa, piange, è la passione calcistica. E speriamo che sia come sempre una bella partita, vinca il migliore, anche se noi domenica siamo stati i peggiori e abbiamo vinto, bisogna riconoscerlo, quando è giusto, anzi ancora un fraterno saluto alla squadra della Dispoli, alla quale auguro di fare uno straordinario campionato come merita. Un caro abbraccio, un saluto a tutti e buona domenica e come sempre, au revoir! Scusate, post scriptum, che significa post scriptum, dimenticavo che dopo tanto lavoro, numerose cene insieme, con molti presidenti di squadre della Tuscia, abbiamo pensato di unirci e di fare un'unica squadra che possa rappresentare tutta la Tuscia. Tutti i dettagli li sveleremo nel corso del tempo, ma era una notizia che non potevo non dare. Au revoir!